Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione, come dicevo prima, prima della pubblicità, appunto ci occupiamo dei rimborsi per i risparmiatori truffati. È una storia lunga, Ermanno, che ormai seguiamo da tanto tempo. Ma è lunga per i nostri telespettatori che hanno investito nella banca, che hanno soldi nella banca, una banca che è stata consegnata a un'altra banca, una banca che non era così povera come, perché di roba ne è rimasta dentro, ma diciamo che hanno superato questo fattore dicendo diamo dei soldi che comunque appartengono allo Stato e quindi a noi e in qualche maniera cerchiamo di aiutare quelli che hanno perduto i soldi. C'è un altro aspetto che poi vedremo se riusciamo a approfondire, quello del percorso, diciamo, giudiziario, che è latente, non si capisce dove sta andando, il tempo passa e quindi si avvicina la prescrizione. Allora, pensare male è una brutta cosa, diceva un certo Giulio, ma non vorrei che i giudici facessero melina per avvantaggiare qualcun altro. Per cui il segnale è partito, se qualcuno ha piacere di accoglierlo, direi che sarebbe tempo di fare giustizia, perché anche l'aspetto morale, etico, aiuta a vivere in questa nazione, in questa regione. Certo. Ma adesso passiamo a quella che è la problematica che in questi giorni si dibatte, cioè il governo ha promesso, manterrà la promessa? Prego. Allora, abbiamo gli ospiti che ci hanno raggiunto per affrontare appunto questo tema. Buonasera alla signora Valentina Carli, buonasera. Buonasera. Buonasera, lei fa parte dell'Associazione Per Veneto Banca, grazie di essere qua, grazie di essere nei nostri studi. Buonasera a Patrizio Miatello, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera ai telespettatori. Ecco, anche il cappellone. Detto anche il cappellone, si taglierà i capelli quando arriveranno i soldi ai risparmiatori. Ricordiamo Associazione Ezzelino da Onara. Buonasera all'avvocato Matteo Moschini, buonasera Moschini, grazie anche a lei di essere qua, Associazione Difesa del Cittadino, grazie anche a lei di essere qua. Allora, questa è stata una settimana, come dire, importante, un Consiglio dei Ministri piuttosto, a quanto pare, piuttosto dibattuto martedì, che ha portato, diciamo, al varo, chiamiamola così, di quella che può essere il decreto per il rimborso dei truffati. Allora io inizierei da Moschini per capire che cosa è stato messo dentro questo decreto, quali sono un po', diciamo così, i punti di riferimento che ci sono. Sì, allora, il decreto, diciamo, va a modificare quanto era previsto dalla legge finanziaria e in sostanza recepisce la proposta Tria, che è appunto la proposta su cui il ministro Tria aveva già trovato l'accordo con l'Unione Europea e che c'era appunto stata sottoposta in occasione dell'incontro che abbiamo avuto l'8 aprile a Palazzo Chigi con il Premier Conte e il ministro Tria. Questa proposta prevede in sostanza un doppio binario per poter appunto accedere agli indennizi. Il primo binario prevede appunto indennizi automatici e diretti ed è percorribile, diciamo, da coloro che hanno avuto un imponibile 2018 inferiore a 35.000 euro o che hanno un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro. Quindi in sostanza queste due categorie di risparmiatori, dimostrando semplicemente di rientrare o in una o nell'altra di queste due categorie, appunto potranno accedere in maniera automatica e diretta agli indennizi, quindi non dovranno dimostrare sostanzialmente null'altro. In base a quello che ci ha comunicato il Ministro, con queste due categorie si va appunto ad includere il 90% dei risparmiatori, quindi appunto un numero molto elevato. Noi ovviamente non abbiamo avuto modo di verificarlo, che sia appunto effettivamente il 90% dei risparmiatori, però insomma riteniamo che sia in ogni caso una parte molto rilevante dei risparmiatori. Per gli altri risparmiatori, quindi quelli che hanno avuto sia un imponibile 18 superiore a 35.000 euro che hanno un patrimonio immobiliare superiore a 100.000 euro, ci sarà appunto la necessità di fare una domanda di arbitrato semplificata e appunto poi all'esito della domanda arbitrale potranno appunto accedere agli indennizi. Quindi qua ci sarà una verifica della situazione. Esatto, ci sarà una verifica
che dovrà appunto verificare che il risparmiatore sia caduto che nei suoi confronti sia stata appunto violata la legge e che appunto il danno subito dal risparmiatore sia conseguenza della violazione di legge. Sarà comunque una cosa molto semplice, perché le violazioni saranno appunto già tipizzate dal decreto attuativo, le abbiamo preparate noi e le abbiamo mandate noi appunto al Premier Conte, e quindi il risparmiatore dovrà semplicemente dire: nei miei confronti è stata attuata questa violazione massiva, anche ad esempio quella relativa al prezzo delle azioni. Il prezzo delle azioni, c'è la Consob che dice il prezzo era fissato non tenendo conto dell'andamento del mercato, e quindi in teoria, poi adesso naturalmente aspettiamo di leggere i testi, sarà sufficiente dimostrare quello per poter appunto accedere agli indennizi. Certo, ecco, a proposito dell'incontro dell'8 aprile scorso, subito dopo l'incontro sembrava che il decreto fosse ormai pronto per la firma, ma di fatto poi in una dichiarazione il Premier Conte annuncia l'inserimento del decreto all'interno del decreto crescita. Sentiamo cosa ha detto Conte. Per ristabilire giustizia in un clima di fiducia quindi tra cittadini e istituzioni, il mio governo, come sapete, è intervenuto a tutelare i tanti risparmiatori che hanno visto i loro risparmi liquefarsi a seguito di alcuni dei più clamorosi dissesti di cui è stata piena la cronaca di questi anni. Il Governo ha provveduto a dare loro ristoro stanziando nel triennio 2019-2021 1,5 miliardi di euro. Voglio rassicurare tutti i risparmiatori interessati che le norme che abbiamo predisposto consentiranno la liquidazione diretta o comunque rapida a tutti i risparmiatori, la liquidazione degli indennizi a tutti i risparmiatori. Queste norme saranno inserite nel decreto crescita che abbiamo approvato salvo intese, quindi siamo lì pronti ad inserirle adesso che lo vareremo definitivamente e sarà avviato alla pubblicazione, e abbiamo, se mi permettete, introdotto una soluzione anche innovativa, ma che rimane molto solida e quindi ben resistente al vaglio dei vincoli stringenti anche che abbiamo a livello europeo. Ecco, questo è quello che ha detto Conte. Dottoressa Carli, lei ha partecipato a tanti incontri romani. Soprattutto a questo, direi, soprattutto a questo, e diciamo che la doccia gelata arrivata in testa a noi e di conseguenza a tutti gli risparmiatori è stata proprio relativa a queste affermazioni del Premier, che, attorniato dai suoi collaboratori più stretti, non ultimo il ministro Tria, il quale era quello che doveva mettere le famose firme sul decreto attuativo, perché qui ormai siamo diventati degli esperti, ma l'uomo della strada, il poveraccio che ha messo dentro tutto quello che aveva in queste quote, che sente parlare di decreto crescita, di decreto attuativo, capisce poco. Il problema è che qui bisogna trovare una norma che funzioni, che rispetti le regole del nostro Stato e le regole europee. Una volta che è stata varata dal governo questa norma, essa viene resa esecutiva attraverso dei decreti attuativi che appunto il ministro Tria ha dovuto firmare. Dove le norme precedentemente non ottemperavano a tutti questi parametri, chiaramente il ministro Tria non poteva metterci la firma. L'incontro che abbiamo avuto a Palazzo Chigi era proprio volto a superare questo impasse tecnico che, con i parametri che ha elencato l'avvocato poc'anzi, erano assolutamente rispettati, per cui la norma poteva andare direttamente nel Consiglio dei Ministri. Il Premier Conte ci ha garantito che l'indomani l'avrebbero approvata, in 48 ore avrebbero iniziato l'iter per i decreti attuativi, ci ha chiesto di partecipare a questa realizzazione, segnalando quelle che potevano essere queste tipizzazioni. Vuol dire a 100.000 sono stati proposti delle quote che non rispettavano però per loro stessa natura il MiFID, per esempio. Cioè
Il MiFID, spieghiamo ai telespettatori. Il MiFID è una sorta di, chiamiamolo, è quello che sono io come investitore. Cioè nel momento in cui io compro un prodotto con il quale io intendo investire i miei risparmi, devo sapere che cosa sto comprando. La maggior parte di noi, vorrei dire tutti, coloro che hanno acquistato queste quote, pensavano di comprare tutt'altro, e quindi qui è per questo che si parla di truffa massiva, d'accordo? Quindi noi abbiamo individuato quelli che erano i comportamenti, mi si consenta, truffaldini, che erano ripetuti più volte, e li abbiamo sottoposti all'attenzione del governo, in modo che l'arbitrato, per chi rientra nell'arbitrato, sia cosa semplice, perché sennò un arbitrato può durare anni, perché prima che io riesca a dimostrare che non mi hanno venduto quello che dovevano vendermi, non è la cosa più semplice del mondo, d'accordo? E quindi questa cosa andava a superare tutte quante le, diciamo così, difficoltà tecniche che sembravano frapporsi tra questo decreto e la volontà apparentemente corale di tutti i politici al governo di darci soddisfazione, e il fatto che di fatto Ischei non si vede visto che parliamo di banche venete, e il giorno successivo il decreto non è passato, e qui è stato un momento nel quale direi che Patrizio ha fatto la sua parte. Allora, Miatello. Ma io, diciamo, intanto in compagnia con le associazioni, sia con... Ci ricordiamo che le associazioni poi dei risparmiatori siete 14, 15, no? No, praticamente siamo 16, ma dopo ci sono anche altre che non erano del tavolo della cabina di regia, quindi sono altre 4, Adiconsum, Lega Consumatori, ADOC, quindi diciamo che comunque avevano l'obiettivo di tutti era quale? Iniziare, cioè avere immediatezza, perché comunque noi ci siamo accorti che più si andava avanti e più rischi c'erano, perché teoricamente adesso siamo in sicurezza. Ieri è stato fatto questo articolo 36 e 37, l'impegno politico è talmente elevato che sarebbe improponibile che adesso a questo punto saltasse fuori qualcosa che non va, quindi siamo tutti quanti fiduciosi, abbiamo fatto tutti, comunque abbiamo dato il massimo, perché ci siamo riunite come associazioni, ma abbiamo iniziato, è da praticamente ottobre che c'è questa squadra di associazioni, perché ricordiamo che avevamo fatto, siamo arrivati al 1000 proroghe che ha già pagato 560 persone, quindi ad ogni passaggio c'è sempre qualcuno che dice vogliamo meglio. Il problema è che il volere meglio per tanti qualcosa in più può essere insignificante, perché se non ha quel qualcosa in meno può succedere che non va avanti, e noi purtroppo abbiamo passato questo periodo, quindi il fatto di avere qualcosa di migliore che però non partiva era come non esistesse, anzi creava illusione, creava scontento, persone che non dormono più. Quindi io ho sempre chiesto a tutti, perché diciamo che adesso io non è che voglio dire sono bravo o bello, però purtroppo o per fortuna all'inizio abbiamo individuato questa strada, ma è stata una cosa mostruosa quella che siamo riusciti a fare, e io ho sempre chiesto però a tutti immediatezza. Guardate che c'è gente che ha bisogno anche del poco, però che venga dato subito, quindi siamo arrivati a questo punto. Adesso diciamo che, per quanto posso dire io, rispetto a prima siamo sempre andati in calare, però va bene anche adesso, anzi va benissimo. L'importante è aver aperto. L'importante è che si parta, quindi è
comunque un fondo che ha delle particolarità che indubbiamente sono uniche, perché ricordiamo che comunque sono sì risparmiatori, ma alla fine legalmente sono azionisti. E lo dico per la gente, per il cittadino, perché il problema più grosso che abbiamo noi non sono a livello diciamo di legge nazionale europea, ma è anche il cittadino, cioè l'opinione pubblica che dice: ma come? I soldi, gli azionisti prendono i soldi, ma stiamo scherzando? Invece no, attenzione, questi sono soci che avevano accantonato i risparmi in quote di una cooperativa, trasformata poi loro malgrado in società per azioni. Questi soldi sono spariti, lo Stato per salvare il sistema bancario, per salvare i posti di lavoro, per salvare 2.200.000 conti correnti diciamo di cittadini e imprese, ha fatto il decreto 99, creando però una disequità, andando in deroga a dei diritti, cancellando le due banche, e quindi chi aveva il risparmio non aveva più niente. Detto questo, viene pagato coi conti dormienti, perché tutta questa storia ha già creato un flusso positivo che nessuno se ne accorge. Da agosto 2018 il MEF ha fatto una circolare, c'era anche prima, ma adesso è molto più severa, cioè le banche sono costrette a svegliare i conti che dormono, sono obbligate, e se non lo fanno rischiano delle multe consistenti. Gli stessi cittadini, se per caso si tengono un libretto conto dormiente che scade, rischiano delle ammende. Quindi questo governo ha fatto questa legge che ha dato una scossa che noi non ci accorgiamo, ma sapete quanti milioni di cittadini sono stati chiamati da agosto 2018 al 31 che dopo loro dicono: ah, guarda, la banca mi ha chiamato, mi ha dimenticato. Ma questo è successo tutto perché un gruppo di associazioni hanno voluto portare avanti questo diritto che è un solco, è uno stop a quello che è successo, perché sicuramente chi porta a casa il 30% purtroppo non è il 100%, noi vorremmo tutti il 100% e naturalmente ci daremmo da fare, però il 30% certo, diciamo è un ristoro, è un indennizzo che può. Ma ci rendiamo conto? Dopo questo 30% sarà possibile eventualmente richiedere ulteriori? Ma diciamo che la volontà politica ha sempre espresso positivamente. Diciamo che con la legge prima, l'articolo 38, c'era la possibilità, adesso invece c'è il 1,5 miliardi fisso. Quindi bisognerà vedere dopo se riusciamo con le associazioni a lavoriamo. Perché vale la pena, cioè bisogna ricordare anche ai telespettatori che i risparmiatori coinvolti in questa vicenda, che non sono solo quelli delle banche venete, ma ci sono anche altre 6 banche, siamo praticamente a 300.000 risparmiatori, quindi insomma inizia a essere, cioè è un numero veramente importante. Adesso rendiamoci conto, questi risparmiatori che c'è una gran parte che sono stati trasformati, allora c'è il risparmiatore che ha perso il risparmio, ma chi è stato trasformato in debitore, questo fondo gli salva la vita, quindi questo rimette in piedi, io sono convinto, ma ormai siamo tutti convinti di questo, che il fondo è proprio la rimessa, è una scossa all'economia che manca, perché noi ci guardiamo, l'economia è ferma a nord-est, non c'è più. Allora questo segno che dice: bene, il sistema bancario ha sbagliato i controlli, ha sbagliato i revisori, ha sbagliato tutti, la politica ha dormito, abbiamo dormito tutti, svegliamoci. Pressa poco su questo 1,5 miliardi, quanto arriverebbe nel Veneto? Sul 1,3 miliardi sicuro. 1,3 miliardi, quindi i nostri risparmiatori erano più pesanti all'interno di queste siamo banche. Tanti, siamo tanti, cioè dobbiamo, secondo me in tutta questa storia la cosa importante da ricordare è che cos'era una popolare per la gente. Quando nascono le popolari? Le popolari nascono 150 anni fa per proteggere
nascono da queste società di mutuo soccorso. Pensate che il primo presidente onorario della società di mutuo soccorso, la prima che fu fondata, era Giuseppe Garibaldi, e sono state fondate, trasformate praticamente nell'embrione delle popolari, per consentire all'operaio, che poteva contare soltanto sulla propria onorabilità e la propria capacità lavorativa, di ottenere credito per se stesso, le proprie necessità domestiche, senza dover ricorrere al Monte di Pietà oppure agli usurai. Ecco, Quindi, spieghiamo un attimo il Monte di Pietà, perché il Monte di Pietà era, portavi a cos'è. impegnare, che ne so, dovevi dar da mangiare a tuo figlio e quella settimana là non ti aveva chiamato nessuno, ti andavi a impegnare la fede, lo portavi al Monte dei Pegni. Le lenzuola, il materasso, ma sì, di tutto, le coperte. sì, e poi queste cose, se non le ripagavi le perdevi anche, per cui erano veramente, poi andare al Monte di Pietà era veramente un momento tragico per queste persone. Quindi la fondazione di queste strutture, che praticamente si autoalimentavano, ovvero io partecipavo, mi compravo una mini quota di questa struttura, questa mini banca, chiamiamola così, che mi avrebbe aiutato nei momenti di difficoltà, e così si sono espanse, sono cresciute, ma sono rimaste una struttura territoriale che andava ad aiutare le imprese del posto. Infatti, dove le grandi banche, queste grandi strutture immense, gigantesche, che saranno anche più sicure, ma ricordiamoci, too big to fail, cioè abbiamo visto cadere Lehman Brothers, ci hanno portato dritti nella crisi del 2008 queste mega cose, e fino a che non le hanno fatte fallire, perché io parlo per Veneto Banca, è stata fatta fallire perché è una banca che ha superato gli stress test, non mi crolla 6 mesi dopo, cioè qualcosa non ha funzionato a vari livelli, a livelli dei revisori dei conti, a livello di chi andava a controllare i bilanci, a livello di Banca d'Italia e di Consob, che mi hanno messo i timbri su questi bilanci rispetto ai quali venivano anche definiti i valori delle azioni e delle quote, che poi non erano azioni. Voglio dire, chi andava a comprare una quota di queste banche, Banca Popolare Vicentina e Veneto Banca, era convinto di non essere di fronte a un prodotto a rischio, era convinto che fosse una cosa sicura, te lo vendevano come se fossero soldi in cassaforte, e quindi tu eri tranquillo. Cioè, per dire, io ci ho messo i denari dei miei bambini, dei miei ragazzi, cioè ho indotto i miei figli, che avevano un piccolo gruzzolo che derivava dall'eredità della loro prima mamma, che è morta quando erano veramente molto piccoli, e un amico carissimo mi ha detto: guarda, li metti lì finché non gli servono, finché studiano, quando poi si laureano dalla sera alla mattina se li prendono e fanno quello che devono fare. Quindi questi ragazzi che hanno firmato a 18-22 anni, ma erano degli investitori che andavano su prodotti a rischio, ma fatemi capire. E questo è un esempio tipico. Tra l'altro noi siamo quelli che, diceva Patrizio, quelli che sono diventati debitori. Cioè a noi addirittura sono arrivati al punto di chiederci di finanziare il loro aumento di capitale a debito, per cui adesso le nostre quote si sono azzerate ma il debito resta, e quindi intesa toc toc. Cioè, ragazzi, così si mettono veramente le famiglie a terra, e ci sono decine di migliaia di situazioni come la nostra. Il problema, sapete qual è? Il problema è che la gente non ha il coraggio di parlarne, perché si vergognano. Si vergognano, hanno paura di essere presi per quelli che si sono fatti infinocchiare, i cretini. Cosa fa il Veneto quando si è preso la legnata? Tira su le maniche, lavora come un musso e cerca di recuperare quello che ha perduto. E facciamo tutti così. Ma a me dispiace, ma questa cosa non sta bene. Cioè io presto la mia faccia a tutti quelli che non ce la vogliono mettere perché hanno questa forma di pudore, e dico: no, noi siamo stati defraudati. Esiste un articolo della Costituzione che difende il risparmio, e questo articolo è stato scientemente violato nel nostro caso, e meritiamo giustizia. Noi non siamo speculatori, sicuramente c'è stato qualcuno che ha speculato, specialmente negli ultimi periodi della vita delle banche,
Ma allora si spera che questi arbitrati, sta gente... Ma diciamo la verità, che alcuni che hanno investito molto in queste banche se ne sono usciti in tempo. Parliamone. Parliamone. Sì, e altri invece che allo stesso tempo chiedevano di poter creare liquidità, non veniva restituito. Esattamente. Uno dei miei due ragazzi ha chiesto di uscire, continuava a chiedere di uscire perché diceva io devo andare via. Questo giovane adesso è un residente italiano all'estero e sta vivendo e lavorando in Cina. Quindi stiamo parlando di un giovane che aveva bisogno di liquidità per andare via. Mamma e papà erano ridotti a secco e cercavano, non era possibile. E non gli hanno neanche fatto firmare la richiesta. Cioè, ce ne sono molti di quei casi. Sì, ce ne sono tantissimi, sono migliaia di casi così. Qui stiamo parlando di un comportamento estremamente scorretto. Quindi non è che stiamo parlando di gente che ha fatto la speculazione e adesso piange perché vuole indietro i suoi soldi. No, è stata chiarissima. È stata chiarissima, però che è riuscito a essere fortunato e che ha venduto, insomma, è un 10%. Ce ne sono molti e anche personaggi della RAI che al momento giusto hanno chiesto i soldi indietro, milioni di euro. 27.000. 27.000, vabbè, di questi 27.000 sono tutti personaggi che avevano grandi cifre dentro, che sono stati liquidati immediatamente a svantaggio di tutti quelli che invece avevano piccoli risparmi, grandi euro, perché ci sono persone che avevano 30-40.000 euro che erano la liquidazione del loro lavoro, li hanno messi in banca perché ritenevano che questa banca fosse solida. E la banca cosa gli ha detto? Quando hanno chiesto, io ho assistito a una delle assemblee e la banca diceva ma perché vuoi costruire casa di tuo figlio con i risparmi? Ti facciamo un prestito, tu lasci i soldi qua, così ci guadagni nello stesso tempo, e così hanno perso sia il denaro e gli è rimasto un mutuo sulla schiena che non sono in grado di pagare. Quello fortunatamente risulta proprio dalle relazioni Consob, ci sono proprio anche le tabelle con le date in cui erano state fatte le richieste di vendita e appunto poi risultano anche il fatto che queste richieste di vendita poi sono state inevase e sono state appunto sanzionate dalla Consob entrambe le banche proprio per queste pratiche, e quindi confido che la signora e anche tutti coloro che si trovano nella situazione sua o dei figli, non ho ben capito, cioè tutti coloro che sono stati cavalcati, tutti, cari, tutti, ci hanno preso tutta la famiglia. Semplicemente appunto producendo quelle relazioni Consob e le tabelle si dimostrerà di essere stati appunto vittima di una delle violazioni massive che noi abbiamo appunto scritto e inviato al governo, e quindi appunto poi l'arbitrato dovrebbe essere molto semplice, basterà appunto semplicemente dimostrare di essere stati appunto scavalcati da altri soci, ecco. Sì, ma c'è anche un altro aspetto che alla richiesta di un prestito diceva se tu compri, io chiedo 1 milione di euro, dice non c'è problema, io ti do 1 milione di euro, però tu sottoscrivi e ti presto i soldi per sottoscrivere 300.000 euro. Lì purtroppo la situazione rimane e noi francamente pensavamo, speravamo che il governo sarebbe appunto andato a operare anche lì. Non ho finito il concetto. Scusi. Allora, a richiesta di 1 milione di euro temporaneamente per 3 mesi è stato offerto la possibilità di comprare 300.000 euro di azioni. Il milione non è mai stato erogato, si sono tenuti le 300.000 e quindi questa è una truffa bella e buona. Questo faceva la banca di Vicenza. Allora, al di là di quelle che sono le parole, perché noi diciamo parole sacrosante, vere, che fanno passione, no? Ma chi è destinato, al di là della carità che ci fa questo governo, perché fa la carità, questo governo non è che assolve più di tanto, ma lo Stato italiano che è fatto di istituzioni, quale istituzione è deputata a fare giustizia? Perlomeno dice io ho perso i soldi, ma il truffatore non va a casa tranquillo.
Questo è il problema. Quello è il problema, perché intanto comunque il fondo che hanno fatto, ricordiamolo, c'è comunque il controllo, non sono soldi dati a pioggia, questo tanto per essere chiaro sui controlli. No, ma io parlo del passato. Dopo il controllo di quello che è il passato, qua è inutile che ci nascondiamo, l'Italia ha dei grossissimi problemi. Il primo problema è il ritardo della giustizia, la giustizia che non funziona, la giustizia che purtroppo su truffe di questo genere non è facile, ci sono i tempi, ci sono i giudici che non arrivano in tempo, tu fai la strada giusta e poi ti trovi magari con la strada sbarrata, e questo è il problema dell'Italia, ma l'Italia è da tanto tempo che siamo messi così, non è da adesso. Prima abbiamo parlato di autonomia. Ecco, lo so, ho capito, però il fatto è che noi dobbiamo avere concretezza, perché se i problemi giustizia, i problemi lavoro, sicurezza, e continuiamo sempre a parlare, invece di diminuire aumentano, allora io dico, quello che possiamo imparare dalla vicenda che noi abbiamo fatto è che un gruppo di persone che prima erano stati tacciati, sepolti, distrutti come speculatori, ignoranti, avari, erano stati distrutti, era stato distrutto il nord-est, che è stato distrutto, almeno i risparmiatori, queste persone con diciamo capacità, passione e intuito, sono riusciti a far istituire un fondo unico al mondo, e questo è tutto venuto dal Veneto, ma questo non è che riguarda il Veneto, perché il Veneto, se salta il Veneto, salta l'Italia, cioè voglio dire, se il Veneto si blocca economicamente, se non si bloccava questa spirale di apocalisse economica, ricordo che ci sono 300.000 ipoteche che girano su sto vicenda. Se adesso noi con quel miliardo una parte riusciamo a fare le transazioni, cioè guardate che un 30% può valere 10 volte, perché ci sono i debiti che vengono venduti al 5%, 10% cartolarizzati, cioè debiti della SGA, cioè quelli che si sono stati indebitati, che hanno i decreti ingiuntivi, vengono venduti a delle finanziarie a un 5%, quindi io ho 1 milione di euro che viene venduto di debito, che viene venduto a un 5%, che sono quanti? 50.000 euro. Ecco, però io devo pagare il 1 milione di euro a questo qua. Io con un 30%, con 100.000 euro posso sistemarmi, quindi... Cioè è possibile accedere ed recuperare il proprio debito? No, diciamo che se io devo pagare, se adesso io ho una di queste finanziarie che acquistano i crediti deteriorati, questi crediti che sono stati venduti magari a 5.000 euro, se io gli do, per dire, se ho i 10.000 euro posso chiuderlo e non mi portano via la casa, ma se non li ho mi portano via tutto. Ma io credo che la cosa importante da dire sia questa. Sì. Allora, sì. No, allora, vediamo un attimo i contributi. Allora, ci voleva tornare alla riunione del Consiglio dei Ministri di martedì, no? Con Salvini che esce e annuncia, diciamo, quelle che sono un po' i contenuti di questo decreto. Ascoltiamo. Superammortamento per i beni strumentali, semplificazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, tutela dei marchi storici italiani, contrasto al falso Made in Italy, tutela dei risparmiatori truffati da banchieri irrispettosi, taglio dei vitalizi regionali, quindi
Ecco, queste le parole di Salvini molto sintetiche. Ecco, ma voi che siete stati più volte a Roma, questo rapporto con i politici com'è? Perché anche questa volta ci ritroviamo con un annuncio e non si sa bene o male questo, com'è. cioè, gli annunci, noi personalmente siamo rimasti malissimo, devo dire la verità. Perché il Premier Conte si era esposto molto con noi, cioè il Premier Conte ha detto: vi fidate di me, io vi parlo come Presidente del Consiglio, io rappresento questo governo e io vi sto prendendo un impegno che voi avrete questo decreto. E non è passato, perché tra l'altro c'è da dire che c'era proprio bisogno di una modifica della norma per renderla applicabile, quindi c'è bisogno di promulgare questo decreto che adesso parrebbe fosse stato fatto, ma dobbiamo vederlo in Gazzetta Ufficiale, e poi c'è il decreto attuativo, come si diceva prima, e poi dovrebbero arrivare questi benedetti soldi. Come possiamo dire? Speriamo che sia la volta buona, perché ci stanno continuando a dire sì, ve l'abbiamo fatto, ma poi non c'è mai. E quindi... Ma sono state introdotte delle modifiche in questo decreto? A me sembra di sì. Così annunciavano. Quali sono state? Sì, ma le modifiche diciamo di base è che prima non c'era un controllo, quindi veniva dato i soldi a pioggia, adesso c'è il controllo con 2 binari, quindi c'è un controllo amministrativo che riguarda chi ha il reddito fino ai 30.000 o patrimonio mobiliare, 35.000. Sì, 35.000, sì, o patrimonio mobiliare fino ai 100.000, che adesso hanno fatto una piccola parentesi, che partono così, poi se riescono a aumentare il patrimonio mobiliare a 200.000, diciamo che aumenta la percentuale di chi va direttamente a fare il controllo amministrativo, quindi senza l'arbitrato. Quindi hanno introdotto il concetto del controllo, perché prima non c'era controllo, quindi logicamente, ricordiamolo, qua c'è controllo a 2 binari, controllo amministrativo e controllo con questi 9 saggi che è diciamo un arbitro semplificato. Quindi questo differenza... $1,5 è certo oppure sì, è discutibile? È stato stanziato ed è disponibile. C'è stato una sorta di giallo, perché quando c'è stato il DEF circa una quindicina di giorni fa risultava che per il 2019 non c'erano più i 525 milioni che c'erano originariamente, ma ce ne sono molti di meno. Poi lì il sottosegretario ha chiarito, ha spiegato, ma francamente non mi ha convinto più di tanto, però insomma stiamo a vedere, e quindi ecco, i soldi ci sono, bisogna naturalmente fare in modo che vengano utilizzati per gli scopi con cui appunto erano stati stanziati, quindi la tutela dei risparmiatori. Noi stiamo appunto anche studiando la possibilità di chiedere eventualmente un sequestro conservativo qualora dovessimo avere il sentore che magari questi soldi venissero spostati in altre voci di bilancio per tappare eventuali falle, però insomma ecco, i soldi ci sono. Poi per quello che riguarda i rapporti con la politica, il Premier Conte a me è sembrato una persona molto per bene, oltre che molto preparata. C'è da dire che, sebbene anch'io sia rimasto un po' infastidito dalla mancata promessa, perché lui, uscendo dalla Sala Verde, ci aveva detto nel CDM dell'indomani emaneremo la normativa. Ecco, ovviamente il fatto che poi la normativa non sia stata emanata ha dato fastidio un po' a tutti, insomma, ecco, soprattutto ai 17 che avevano votato sì a quella proposta, perché ricordiamo c'erano 19 associazioni Sala Verde, 17 hanno votato sì, 2 no, e quindi in ossequio al rispetto del principio della maggioranza eravamo convinti che nel giorno dopo sarebbe stata appunto fatta la normativa. C'è da dire però che insomma questo governo sappiamo come nasce, dall'incontro di queste 2 forze che hanno appunto individuato in Conte una sorta di mediatore, e quindi insomma sappiamo che poi i principali azionisti del governo sono appunto il 5 Stelle e la Lega. Conte sostanzialmente deve mediare, e sì, non è che per questo la sua parola non valga, però insomma deve poi anche tener conto delle spinte che arrivano da una parte piuttosto che dall'altra. Ma questi debiti, cioè questi crediti che la banca, la Popolare e le altre popolari avevano, che vengono svenduti,
questi soldi dove vanno a finire? Beh, allora, adesso tutte le posizioni, tutti i crediti che avevano le banche popolari sono passati a Banca Intesa, no? Banca Intesa ha acquisito le due banche, quindi ha acquisito anche i crediti. L'ha acquisito a €1. Sì, a zero in pratica, sì. Ha dato €1 e si è portato a casa tutto quanto, debiti e crediti. I debiti non li pagherà? No, debiti sono rimasti solo crediti. Ha preso solo i crediti, difatti questi di cui parliamo sono crediti deteriorati, ovvero questi signori vengono a chiedermi soldi e io non glieli darò. D'accordo? No, ma devi citare la questione personale, spieghi il meccanismo. No, ma è un esempio. Sì, prego. Allora sì, i crediti diciamo che sono stati ovviamente classificati, no? come sempre avviene, no? Quindi ci sono appunto i crediti che vengono classificati come sofferenze, quelli che vengono classificati come probabili inadempienze e quelli che vengono classificati come buoni. I crediti cattivi, quindi le sofferenze, Intesa non li ha tenuti e li ha passati appunto alla SGA. Che è appunto la società che ha acquistato in blocco i crediti che Intesa non ha voluto. A che cifra? Il 5%? Questo non si sa perché non è mai... 18 miliardi e 400 milioni sono quelli che hanno passato alla liquidazione. Alla liquidazione che poi a sua volta non sono stati regalati. No, quelli sono i 18 miliardi che era di NPL. La Banca Intesa, quando ha ceduto i 18 miliardi, quanti soldi pressappoco ha preso qualcosa? No, la Banca Intesa si è tenuto tutto l'attivo, ha ceduto tutti questi crediti deteriorati, che sono 18 miliardi, che li hanno svalutati subito a 9 miliardi. Esatto. 9 miliardi sono quelli che dalla LCA, dalle due liquidazioni delle banche, li hanno passati alla SGA. Vabbè, allora, alla fine del passaggio, i soldi che vengono introitati da questi crediti, che fine fanno? No, ma il trucco è che da quei 9 miliardi di svalutazione verranno venduti a un 10%. Ho capito, ma questo 10% che sarà un miliardo vanno nella bad bank, quelli serviranno per pagare i debiti che ha la bad bank, cioè sostanzialmente torneranno a Intesa e allo Stato, perché ricordiamoci che Intesa ha un credito di circa 6 miliardi e lo Stato di circa 5,5. Cioè Intesa ha crediti nei confronti delle popolari per... no, nei confronti nei confronti delle liquidazioni, perché Intesa aveva appunto anticipato determinate somme, adesso di preciso quanto non lo ricordo, ma Intesa ha un credito di circa 5 miliardi e mezzo / 6 miliardi nei confronti delle liquidazioni. Le liquidazioni adesso faranno il recupero dei crediti. Scusi, ma se uno ha un credito e la società è andata a finire come è andata a finire, si metterà in fila come tutti gli altri o no? Assolutamente no, c'è una ripartizione, c'è la fideiussione dello Stato. Intesa è un creditore, quindi abbiamo una giustizia che va a due velocità. No, ma quello è un principio cardine del diritto civile, cioè ci sono creditori. Guardi che il diritto si può cambiare anche, non ho capito. Ci vuole però la volontà politica. Se le do io o le dà una banca, dovremmo essere tutti e due messi in fila e aspettare il percentuale di essere. In base alla legge lasci stare il diritto, il diritto personale delle persone ha necessità di essere indennizzato. Poi che abbia fatto una legge per proteggere la banca, che quando fallisce comunque non succede niente, stiamo discutendo di questo. Poi che ci sia una regola che riesce a far rispettare dei diritti che non ci sono, perché la banca non ha più diritto del cittadino, credo, a livello istituzionale, siamo tutti uguali, no? Allora perché devo rimborsare uno e gli altri no? Questo qua, torniamo al discorso che alla fine su questa vicenda quei 18 miliardi andranno a distruggere aziende, andranno a portare via soldi allo Stato, perché attenzione, lo Stato, lasciamo stare Intesa, ci ha messo 5 miliardi su questa storia qua, se non porta a casa almeno i 5 miliardi, scusate, io vi ho detto lo Stato non esiste, siamo noi che abbiamo perduto 5 miliardi, questi sono soldi pubblici, 5 miliardi, ecco, non sono soldi nostri, perché sennò sembra che sia un terzo indifferente. Là sono soldi, siamo noi che impoveriamo lo Stato. E difatti là il problema qual è? Che la SGA
non può cartolarizzare i debiti di presunti debitori che sono risparmiatori indebitati, ed è quello che noi abbiamo chiesto al governo precedente e a questo governo. Anche questo deve essere preso in mano immediatamente, perché tu non puoi vendere un credito per dire al 10%, adesso io ti do il 30%, perché vuoi distruggere un'azienda cartolarizzando a dei speculatori? Non esiste, lo stanno facendo. Via, stanno avvantaggiando degli speculatori. Le finanziarie, cosa che Questo noi avevamo sempre chiesto, sì, e lo abbiamo chiesto anche adesso, però a quale governo? A Gentiloni. A Gentiloni. Noi sappiamo i responsabili. A Gentiloni abbiamo chiesto cosa? Abbiamo chiesto che prima di fare il decreto attuativo di passaggio degli NPL dalle 2 liquidazioni alla SGA venisse fatto dei filtri che vietasse alla SGA di cartolarizzare senza un doppio passaggio, di cartolarizzare al di sotto di certe cifre, perché quando tu rivendi il credito deteriorato non puoi vendere un'impresa magari che è attiva a un 10%, gli vendi il capannone, quindi la distruggi. E addirittura avevamo chiamato anche la regione è stata portata a parlare col governo precedente. Speriamo che adesso con questo governo riusciamo a farli parlare, perché cosa succede? Questo miliardo che arriva dentro, che ci sono 20-25 mila imprese, prendiamo quel miliardo, mettiamolo subito a riparare a garanzia di questo che sta succedendo. Perché io devo svendere 9 miliardi a un 10%, scusa. Scusa, non svendere, sto regalando soldi a gente che non ha nessun diritto di prendere quei soldi. Quindi, e poi di conseguenza si distrugge. Sì, perché questi non hanno nessun diritto, non hanno acquisito un diritto, hanno preso una cosa, gli regalo una cosa, loro fanno quello che vogliono, tutti i soldi si ritengono, giusto? E invece questi sono i soldi che dovrebbero avere i creditori veri, reali. Questi non sono creditori. No, questa è un'organizzazione per fare soldi. E abbiamo 2 governi. Anche le cause qua sono andate. Sì. Anche le cause, chi aveva una causa per esempio con Vicentino? Il governo Renzi è quello che attiva una legge per mettere in crisi le banche, poi l'effetto sarà mettere in crisi le banche. Il secondo governo, quello di Gentiloni, mi pare che sta completando l'opera. Stanno spogliando le banche. La legge che ha fatto Renzi probabilmente era anche una legge corretta, perché ormai in tutti i paesi del mondo la tendenza è quella di fare banche grosse. Qual è stato il problema? Che non hanno tenuto conto di quelle che sarebbero state le conseguenze, cioè quella legge lì magari andava anche bene, però doveva essere preceduta da tutta un'attività che sarebbe appunto stata volta a evitare il disastro che c'è stato, perché in sostanza, allora, scusate, siccome si parla di governo di incompetenti oggi, io non voglio difendere nessuno, quello era un governo di competenti? Quella legge lì è stata fatta male, era una persona competente quando faceva queste cose. Magari nel merito era anche corretta, però scusi, magari nel merito era corretta. Allora, io qualsiasi azienda, se chiudo di colpo i conti correnti, la faccio fallire, Fiat compresa o Figa, cose di questo genere. Allora, perché c'è un andamento, una dinamica all'interno di un'azienda che è completamente diversa rispetto a crediti e debiti, perché uno investe e nel tempo recupera e restituisce il debito. Quindi fare una legge e applicarla in tempi reali vuol dire far fallire le aziende. È esattamente quello che volevo dire. Ecco, cioè, allora, hanno messo vuol dire questo è stato è un governo di competenti, perché queste persone oggi danno degli incompetenti a questo governo che cerca di restituire i soldi. Non voglio difendere questo governo, però a me interessano i risultati, sa. Seconda cosa, poi arriva Gentiloni e regala le banche alle banche, no? E che le banche, siccome hanno dei loro subalterni, gli regalano a 4 lire, no, a 4 euro, gli regalano tutto il debito. Questa prima banca se l'è portata a casa l'intera
Banca Popolare di Vicenza a €1, Certo. ecco, non so se mi spiego. Certo. Allora se ne facciamo una colletta qui dentro in studio, forse riusciamo a portarcela a casa noi. Sì, Ci però facciamo qual è il anche problema? Che poi, ci che facciamo poi anche un dobbiamo, business. qual è il problema? Che poi dobbiamo mandare avanti in 900 filiali sparsi un po' in tutta Italia. Non si preoccupi Io che adesso su quello avrei qualche problema. un paio di A milioni mettere ce li portiamo l'euro, a casa. vabbè. Comunque posso dire solo una cosa, no? Perché magari, cioè, il discorso che stavo facendo sulla legge Renzi, diciamo, sulla riforma del Senato Popolare, stavo dicendo che magari andava anche bene come legge, però è stata fatta in tempi, come diceva lei, assolutamente incongrui, perché dall'oggi al domani ha preso una banca, due banche, diverse banche, adesso ne parlo delle Popolari Venete, che non erano mai state sul mercato, che sappiamo come erano state gestite, lo sappiamo perché l'abbiamo appunto letto adesso, in questi ultimi anni, e le ha messe appunto sul mercato dall'oggi al domani, quindi ovviamente ci si è resi conto che tutte le quotazioni erano assolutamente irreali, il mercato lo ha scoperto immediatamente, e con il risultato che poi tutti quelli che erano i proprietari delle banche, cioè gli azionisti, si sono ritrovati con una cartaccia in mano, quindi per quello è stato un decreto criminale, perché dall'oggi al domani ha detto agli azionisti: voi oggi andate sul mercato. Questo tipo di applicazione era a vantaggio di qualcuno. Comunque l'errore più grosso che ha fatto il governo Gentiloni è stato quello di non... L'ultimo errore. No, l'ultimo con le banche, quello più grave in assoluto, è stato quello di non andare in infrazione con l'Europa e tenere le due banche. Là poteva farlo perché noi lo avevamo suggerito e studiato anche quanto costavano le banche a livello di diciamo come costo di ammenda. Se tu andavi contro l'Europa gli dicevi no, io costava meno. Cioè costava, mi pare, sui 600 milioni, una roba, cioè tanto ne paghiamo talmente tante. Allora, detto questo, il governo, quel governo là ha fatto questo disastro che in sostanza ha cancellato, ha contribuito a cancellare l'economia del Veneto. Esattamente. E quindi ci rendiamo conto che adesso il problema... Quindi non vale la pena di chiedere un po' di autonomia? Ma certo, ma l'autonomia bisogna chiederla ma in maniera assoluta e fare più presto, però attenzione, ci hanno portato via le banche, cioè dobbiamo anche capire che siamo in emergenza, vediamo di far presto, però non abbiamo un sistema bancario nostro, per carità, Intesa, una grandissima banca, però fa i suoi affari. Si è presa anche Cassa di Risparmio a suo tempo. Quindi le banche, non abbiamo un sistema bancario, perché le banche hanno dei pregi, hanno dei difetti, ma hanno anche dei pregi. Se non c'è la banca, certo, non è che vai avanti, se non c'è la banca diciamo che ti dà una mano a investire, è inutile parlare. Soprattutto una banca che stia sul territorio, che non sia una banca a livello nazionale o internazionale, per cui il piccolo risparmiatore non viene nemmeno visto. Questo è il problema della grossa banca. Quindi non sta direttamente con il pubblico, recupera denaro dal territorio, ma non lo investe nel territorio. Comunque sicuramente il secondo problema è stata quel passaggio degli NPL svalutandoli subito di un 50%, quindi noi abbiamo 18 miliardi svalutati a 9 miliardi che sono passati alla SGA, quindi a 9 miliardi, e che adesso vengono venduti al 10%, quindi a 900 milioni. Ma chi compra col 10% compra 18 miliardi con 300.000 ipoteche a garanzia. Quindi attenzione che noi con 10%, con 900 milioni ci portiamo via 300, cioè possiamo portare via 300.000 immobili. Ci rendiamo conto che bomba che c'è in atto? Ma anche immobiliare? No. Perché poi andranno a finire sul mercato, sì, e quindi distruggeranno il mercato immobiliare. L'anno scorso il Veneto è stato la seconda regione in Italia come esecuzioni immobiliari, 18.400. Vi rendete conto 300.000 esecuzioni immobiliari cosa vuol dire da 18.400 a 300.000? Ci rendiamo conto? E già con queste esecuzioni, che siamo la seconda regione, gli immobili sono crollati, perché adesso tu vuoi comprare un appartamento, vai in esecuzione, vai a un'asta, lo porti a casa una bifamiliare a 50.000 euro. Comunque ci conforta
un contributo di Di Maio. Di Di Maio, sì, sentiamo anche cosa ha detto Di Maio dopo questo Consiglio dei Ministri, ascoltiamo. Sicuro l'impegno che abbiamo preso, cioè 1,5 miliardi e 1,5 miliardi dovrà essere utilizzato per risarcire quelle persone. Se i criteri di risarcimento a quelle persone vogliamo allargarli ulteriormente, li possiamo allargare, ma deve essere chiara una cosa: quelle persone non solo hanno tutto il mio rispetto, ma sono il mio primo pensiero, perché rappresentano l'arroganza del potere del governo precedente, e quindi è giusto ed è giustizia sociale risarcirli di quello che hanno perso. Vediamoci, io spero di poterli vedere giovedì a Roma, perché era fissata una riunione con i sottosegretari, e spero di potergli parlare per mettere a punto al meglio la norma. Ecco, beh, anche Di Maio non pone, tra virgolette, limiti. Forse il problema è proprio questo, Vero. nel senso che fino ad ora gli stop si sono verificati perché chi tra le associazioni dissentiva diceva vogliamo di più, vogliamo tutto a tutti, e questo purtroppo è una cosa che piacerebbe a ognuno di noi, però ci mette esattamente sotto la tagliola dell'aiuto di Stato, non passerebbe mai in Europa, e quindi rischiamo che per voler dare tutto a tutti non prende più niente nessuno. Perché purtroppo bisogna sempre tenere presente che un conto è il governo e un conto è lo Stato. Sì, ma... L'Italia è uno Stato che gioca in una squadra che è l'Europa, e questo giocatore ha accettato le regole e le deve rispettare. Nel momento in cui noi riconosciamo che determinate cose in Europa non funzionano, e ci sono tante cose che non funzionano, è giusto cambiarle, però vanno cambiate da dentro, vanno cambiate all'interno del Parlamento europeo, all'interno delle commissioni. Prendere il decreto dei risparmiatori e usarlo come ariete per rompere in Europa è un'arma a doppio taglio che sicuramente taglia la testa a noi. Cioè, nel momento in cui noi facciamo un decreto che non abbia il doppio binario, che quindi non preveda una distinzione fra chi va vagliato e chi no, diventa un aiuto di Stato, e questo è il pericolo. Ed è per questo che noi abbiamo accettato come maggioranza, abbiamo accettato una soluzione che, voglio dire, a tutti piacerebbe prendere di più del 30%, senza tetti, tutto quanto, cioè sarebbe molto bello, ma la coperta è corta. Le regole sono stringenti e purtroppo vanno rispettate. Quindi noi adesso terremo molto d'occhio la faccenda per essere sicuri che vengano fatti i decreti attuativi, e quando potremo leggere la normativa che è stata promulgata sulla Gazzetta Ufficiale, faremo ben caso che sia scritto quello che deve essere scritto per renderla applicabile. Perché dei proclami la gente che è con il decreto esecutivo non sa cosa farsene, ha bisogno del denaro. E certo. Già così... Miatello? Ma io vi dirò che io sono comunque contento, perché per carità è stata una vicenda spiacevole, perché io per dire addirittura con il Premier Conte, cioè, mi ero incontrato il 24 maggio, quindi, e con questi continui costruisci, distruggi, cioè sembrava quasi, io cominciavo perdere, diciamo, ormai ogni speranza, lo dico, ormai ero spento. Per me ieri sera aver visto che comunque questo governo è riuscito a trovare la quadra, hanno fatto comunque un decreto che dà un via, quindi ha varato un qualcosa di nuovo che comunque teoricamente semplifica e che dà questo indennizzo. Secondo me io vedo qualcosa di buono. Quindi è prossimo il taglio dei capelli. Sì, diciamo che vede la luce in fondo al tunnel. Adesso no, io la vedo perché attenzione, potevano benissimo rinviare tutto.
perché dopo al di là ci sono le europee adesso, ci sono le europee, ma quindi per approfittiamo anche noi delle europee sperando che mantengano. Strumentalizzare la cosa, dare colpa ancora a questo qua. Invece alla fine noi ci siamo accorti, almeno io sento questo, che è stato fatto da parte di tutti qualcosa per volere fare di più. Questo fare di più è andato in contrasto ma non solo con le norme europee, norme nazionali, ma anche con l'opinione pubblica, perché tu non puoi andare a dare i soldi, anche se non sono soldi pubblici, a un azionista senza controllarlo. Detto questo, alla fine abbiamo ritrovato l'equilibrio. Ieri sera hanno fatto questo decreto, attenzione, potevano benissimo fare il meccanismo di rinviarlo, perché siccome c'è qualcuno che voleva alzare, no? A 100.000, 200.000 certo. o hanno proposto, potevano benissimo, aspettiamo, vediamo l'Europa, invece adesso partono, poi se riescono a migliorare lo migliorano. Quello che noi abbiamo sempre chiesto, perché noi abbiamo sempre chiesto questo. Certo. Quindi ci prenotiamo per il taglio di Cappelli. Prego, avvocato. Ma no, sono d'accordo, ecco, penso che non dobbiamo ancora cantare vittoria, perché sicuramente la strada è ancora lunga. Sappiamo poi che al governo c'è un po' di maretta tra i due partner, tra i due azionisti, quindi insomma dobbiamo tenere in considerazione anche quello. Per quello che riguarda il decreto di ieri sera direi bene, io l'ho potuto leggere oggi in anteprima, non c'è l'innalzamento del tetto del patrimonio immobiliare a 200.000 euro, resta fisso a 100.000 euro, ci è stato comunicato appunto da fonti diciamo così parlamentari o governative che faranno questo tentativo, cioè hanno dato avvio ad un'interlocuzione con la Commissione europea proprio per vedere se si riuscirà a fare in modo di innalzare il tetto del patrimonio immobiliare da 100.000 a 200.000. Naturalmente se si riuscisse a fare sarebbe una cosa positiva, insomma, ecco, dobbiamo però sempre stare attenti, come appunto diceva chi mi ha preceduto, al rispetto delle normative comunitarie, cioè se il ministro Tria si era messo d'accordo con la Commissione europea su questi due parametri, 100.000 e 35.000, mi riesce difficile pensare che appunto si possa raddoppiare uno di questi due parametri. Ecco, bisogna stare attenti appunto a rispettare le norme UE, perché se poi si fa un qualcosa che magari viola la normativa UE si rischia magari fra un anno di dover rifare tutto, e allora naturalmente quello sarebbe devastante, non tanto per noi che insomma siamo qui, siamo giovani e aitanti, insomma, ecco, quanto appunto per i risparmiatori, perché molti risparmiatori hanno un'età anche abbastanza avanzata e quindi naturalmente vogliono che questa storia finisca adesso, ecco. Certo. Bene, ci fermiamo qui. Ringrazio la dottoressa Valentina Carli dell'Associazione per Veneto Banca, grazie di essere stata qua con noi, grazie a Patrizio Miatello dell'Associazione Ezzelino da Onara, aspettiamo il taglio di capelli come sempre, grazie all'avvocato Matteo Moschini, Associazione Difesa del Cittadino. Noi del Marno continueremo comunque a tenere sotto controllo questa telenovela, forse, no? Potremmo forse speriamo che ci siano notizie per quanto riguarda la giustizia, perché anche questo è un ristoro per chi è stato truffato, e la prossima volta parleremo di scuole, parleremo di quello che ci aspetta i nostri figli e quale generazione stiamo costruendo per consegnargli quale mondo. Questa è la problematica più grande. Poi torneremo sulla sanità veneta perché ci sono molti punti interrogativi. Nelle precedenti trasmissioni ce l'hanno raccontata un po' strana. Oggi abbiamo avuto un confronto con un sindacato dei medici e ci ha dato un'idea un po' diversa di quella che è la realtà veneta della sanità, e quindi punteremo a vedere esattamente e dare chiarezza ai nostri telespettatori di quello che sta succedendo, perché poi la salute è nostra, i medici sono bravi, ma forse la gestione della medicina in Veneto non è quella eccellente. Certo, bene, ci fermiamo qua, grazie ancora per essere stati con noi in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, vi auguro una buona notte, ci troviamo venerdì prossimo come sempre qui nello studio di TV7 Match, buonanotte.